serata e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Radio Italia Live. Sapete, ci sono degli artisti che attraversano intere generazioni grazie ad un talento e ad una dote, che è quella di saper scrivere dei veri e propri inni. E l'artista che salirà tra pochissimo sul palco del Verti Music Place è esattamente uno di questi, oltre che a un bolognese doc e un maestro del pop. E allora Manola è in macchina insieme a lui in questo momento, andiamo a scoprire di chi sto parlando. Ciao Daniela, soprattutto ciao Verti Music Place. Ve lo dico subito chi è che c'è accanto a me. Luca Carboni, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Noi ormai possiamo dire che siamo amici di vecchia data, Luca, perché ci siamo già incontrati più e più volte. Sì. Ti trovo in gran forma e mi chiedevo effettivamente, sì, sei reduce dal grande successo, il successo del tuo ultimo album, però so che ti sei messo già al lavoro, vero o no? Sì, io ho anche appena finito, insomma, da pochi giorni un tour bellissimo che ci ha portato nei club di tutta Italia e tra l'altro proprio da poco abbiamo anche deciso di andare avanti e portare questo Sputnik Tour non solo qui a Radio Italia ma anche nei teatri, e quindi poi il 7 marzo ripartiamo con delle nuove sorprese dentro a questo concerto che già insomma, è stato bellissimo da vivere sul palco insieme alla gente. E partiamo da Udine e insomma rigiriamo l'Italia in questi nuovi spazi. Come si rilassa Luca quando non fa musica? Ma ci sono tante cose, una di queste è la pittura, che insomma io la vivo a livello così molto mio, intimo, anche per ricaricarmi, per quasi anche come se fosse una meditazione. Insomma, non faccio quadri per fare mostre, per venderli, ma è un lavoro che serve a me stesso. Io so che tu hai fatto anche i disegni i disegni che sono all'interno del tuo nuovo album, ma anche che si vedono proprio nel tour, perché c'è qualche riferimento a tuoi disegni in particolar modo? Sono fatti appunto da te. E come ti trovi nelle vesti di illustratore? Cioè, ti piace questa cosa? Ma su qualche album è capitato, non tantissimi, che insomma venisse fuori l'idea di realizzare la copertina. In realtà non con la tecnica con cui io faccio quadri, perché nella pittura uso acrilici, spray, tecniche miste, così. Questi sono disegni fatti su carta col pennarello. Questa cosa ritorna anche nel concerto, perché il concerto ha dei grandi schermi, facciamo un grande lavoro visivo, però non è tutto figlio naturalmente di questo disegno, non ci sono sempre le mie illustrazioni, anzi. A me piacerebbe avere un Luca Carboni in casa, ti dico. Così te la lancio, sì? Così, sì, mi piacerebbe molto, quindi sentiti libero magari un giorno di farmi un ci disegno. penso. In tutto questo io direi a questo punto di portarti Andiamo. al Verti Music Place, quindi Daniela, Verti Music Place, stiamo arrivando, Luca Carboni. E chi è che non vorrebbe Luca Carboni in casa? Quindi ricapitolando, Luca Carboni è un cantante, un cantautore, è simpatico, sa anche dipingere, ma esiste qualcosa che non sa fare Luca Carboni? Non lo so, indagheremo. Eccoci, eccoci qua. Ciao. Ben Luca arrivato. Carboni, ti presento Daniela Cappelletti. È un piacere, è un piacere. Piacere mio. Ben ciao. arrivato. Allora, sei pronto a salire su questo palco? Siamo pronti? Proviamo. Va bene, proviamo. Dai. Adesso Andiamo. fa il modesto, capito? Infatti. Cioè, stiamo parlando di Luca Carboni. Sai che c'è? Ti mettiamo alla prova. Andiamo, va? Andiamo, dai. Dai, andiamo. Ad una nuova puntata di Radio Italia Live. Questa sera un super ospite, signore e signori, Luca Carboni.
Luca, bentornato. Ti trovo sempre in splendida forma, è un piacere. Ti ringrazio, grazie davvero. Convenite con me, mi sembra di ciao capire, a tutti. no? Ciao, Ecco. ciao. Allora, Mamma mia, quanti. Parliamo un po' di questo lavoro che ha avuto, sta continuando ad avere un successo strepitoso. Sputnik, che già il titolo di per sé ha tutta una storia a monte, perché effettivamente è un omaggio al primo satellite mandato in orbita intorno alla Terra dai sovietici. E quindi la domanda è: dove nasce la tua passione per questo mondo, per lo spazio? Ma diciamo che è una cosa che per chi è nato come me negli anni 60, questa grande competizione tra i russi e gli americani di inaugurare una nuova era di scoperte, di esperimenti, di viaggi nello spazio ci ha coinvolto, era molto affascinante, anche se non era naturalmente solo un grande sogno, una grande conquista dell'uomo, ma anche purtroppo una grande competizione, non dico una guerra, insomma nel periodo della guerra fredda, però insomma era anche una cosa drammatica. Tempo fa in qualche modo lo Sputnik, il primo satellite che i russi mandarono nello spazio, in qualche modo ci ha inaugurato l'era moderna, insomma i nostri giorni. In questo nuovo album tu fai dei riferimenti a delle canzoni tue che hanno fatto veramente la storia della musica italiana, sono pezzi pazzeschi, degli inni come qualcuno spesso e volentieri li definisce, però ti sei anche affidato a dei giovanissimi artisti che sicuramente magari sognano di avere una carriera come la tua, quindi la domanda è: cosa hai apprezzato tu della loro musica? Di recente ero stato a Bologna a vedere dei concerti di giovani cantautori negli anni scorsi e tra questi c'era Calcutta, c'erano i dei giornalisti, che suonavano ancora in club, diciamo, Fanno medio parte un po' della piccoli. scena indie, no? Esatto. Loro, C'è un mondo che secondo me è molto affascinante ed è vicino a me dal punto di vista che diciamo non è il mondo nuovo del rap, del trap, ma diciamo stiamo parlando di artisti che lavorano sulla forma canzone, quindi molto vicino a quello che ho sempre fatto, e da lì è nata l'idea con alcuni di loro di scrivere delle cose insieme. Detto questo, hai appena terminato la tua tournée, ci hai anche annunciato e confermato che ripartirà il 7 marzo. Cioè non ti fermi mai. E allora ci vuoi dare qualche anticipazione su quelle che saranno le date future? Come verrà strutturato questo nuovo tour? Ma guarda, ho cominciato a lavorarci in questi giorni, prima c'era l'idea di fare solo un tour nei club e poi questa cosa, il tour ci è piaciuto tanto, è stato bellissimo viverlo sul palco e adesso con qualche sorpresa in più, qualcosa che sto ancora pensando sulla scaletta, sul lavoro video, su contributi nuovi, faremo appunto un giro anche nei teatri e insomma spero che sarà altrettanto intenso come quello che abbiamo appena fatto nei club. Sono molto curiosa. Allora, siccome credo ad occhio e croce che sarà sicuramente un concerto straordinario da ascoltare, quello di stasera qui dal Verti Music Place, ma suppongo anche bello da vedere, io non aspetterei oltre, quindi ti lascerei a quello che è veramente il tuo habitat naturale, il palco. A Radio Italia Live, Luca Carboni. Grazie. Con il suo Sputnik vola in tutte le classifiche. Ha girato l'Italia con un tour spaziale. È pronto a fare una grande festa. Sul palco di Radio Italia Live, Luca Carboni.
segni del tempo, siamo un paese, una democrazia. Io e te siamo milioni, secoli e generazioni, con un'utopia. Siamo un figlio e una figlia, sappiamo le regole e l'anarchia, ma siamo segni del tempo, prima che il vento ci soffi via. Io e te, ma siamo segni del tempo, noi siamo il viaggio, la prateria. Ma no, non siamo un miraggio, siamo paura, coraggio e fantasia. Siamo fratelli e sorelle, tra pace e sporche guerre, sappiamo la via. Ma siamo segni del tempo, prima che i sogni ci scappino via. Io e te, certo il tempo ci ha segnato, questo tempo che è passato, vieni più vicino. Forse il mondo ci ha ferito, forse in tanti è allontanito, vieni più vicino. Ma siamo segni del tempo, noi siamo il futuro e la nostalgia. Siamo un padre e una madre, siamo angeli e fate, siamo una magia. Siamo quello che siamo, quello che sogniamo, e così sia. Non siamo parole al vento, siamo segni del tempo che vola via. Io e te, certo il tempo ci ha segnato, questo tempo che è passato, vieni più vicino. Forse il mondo ci ha ferito, forse in tanti hanno tradito, vieni più vicino. Sì, stringimi così e non aver paura, non aver paura. Sì, stringimi così. Io non ho più paura, non ho più paura, più paura. Ogni giorno nasce un fiore dentro al giardino dell'amore. Ogni giorno cose nuove
dentro al giardino del mio cuore non è mai uguale. Cambia il vento e arriva il temporale, non è mai normale. Lacrime che un sorriso può asciugare. Ogni giorno nasce il sole dentro al giardino dell'amore. Ogni giorno c'è da fare dentro al giardino del mio cuore, non è mai uguale. Quante spine, erba da strappare, non è mai normale. E poi imparare a perdonare. Il tempo dell'amore gira piano come la terra intorno al sole, gira piano per non far scoppiare il cuore, piano verso l'eternità. Ogni giorno annaffi un fiore dentro al giardino del tuo cuore, non è mai uguale. E poi seminare e poi aspettare, non è mai normale. E poi silenzio e poi nuove parole. Il tempo dell'amore non ha fretta come la terra intorno al sole, non ha fretta per non far scoppiare il cuore, non ha fretta l'eternità. Oggi ho scoperto che no, non ci sei solo te. Per fortuna c'è un mucchio di gente che io non amo. Stiamo stretti stretti nel tram, parliamo del tempo che fa, senza ucciderci con le parole o andare a pezzi in un'esplosione. Invece guarda che fine che fa la gente. In amore spara sguardi e silenzi che fa male più di 1000 parole, fanno male più di 1000 parole. Io non voglio fare l'amore, voglio un miracolo, un cambiamento radicale. Io non voglio carezze del sole, io voglio un brivido, voglio essere totale, che sia stupendo anche
facciamo un bel centro, no, non sbagliamo. È fantastica tutta questa gente che non amiamo. Ci dà pace, ci mette mi piace, non sta male, ci sa perdonare. No, non piange, non si vuol vendicare. Io non voglio fare l'amore, voglio un miracolo, un cambiamento radicale. Io non voglio carezze del sole, io voglio un brivido, voglio essere totale, che sia stupendo anche sbagliare quando sono con te. Quando sono con te, quando siamo io e te. Io non voglio fare l'amore, voglio un miracolo, un cambiamento radicale. Io non voglio la luce del sole, io voglio un brivido, voglio essere totale e sentire che è immortale quando siamo io e te. Ho bisogno di vederti, e di toccarti. Ho già fretta di infilarmi, sai, nel tuo cuore. No, non hai capito. Non ho detto di spogliarti. Io ci voglio entrare adesso, sai, anche se sei vestito. Voglio entrare nella tua vita. Dimmi a cosa stai pensando. Anche solo per un momento. Amore, amore, che cos'è? Questa porta che si è aperta, quest'onda che ci trasporta, chissà dove ci porta. Ma l'amore che cos'è? Ma l'amore cosa fa? So solo che mi fa morire. Oh, la senti amore questa onda che viene, va e ci cade anche l'anima, ci fa nascere e morire che si può, 1000 volte a secondo mi amio, no. La senti amore questa onda che sbatte qui, non esiste più forte di così, prendiami quest'amore finché si può e non farmi uscire più da qui. Innamorati
fosse una cosa seria e più grande del mare. Difatti il nostro piccolo cuore, senti, rischia di scoppiare. Ma l'amore che cos'è? Nessuno ce lo può spiegare. Può farci tutto ma non del male. Oh, la sente amore questa onda che viene va e ci entra nell'anima, ci fa nascere e morire che si può. A secondo mi avviono. La senti amore questa onda che sbatte qui, non esiste più forte di così. Prendermi quest'amore finché si può e non farmi uscire più da qui. La senti amore questa onda che viene va e ci entra nell'anima, ci fa nascere e morire perché si può. 1000 volte al secondo mi ammiono. Stasera sul palco del Verti Music Place nel nostro Radio Italia Live c'è Luca Carboni e noi non ci lasciamo sfuggire nemmeno una canzone, le cantiamo tutte insieme a lui, sentite. Un fiore in bocca può servire, non ci giurerei, ma dove voli farfallina, non vedi che son qua, come un fiore, come un prato, fossi in te mi appoggerei, per raccontarmi, per esempio, come vivi tu. Potresti dirmi, sorellina, in cosa credi tu, cosa speri, cosa sogni, da grande che farai, se ti blocchi contro il vento o spingi più che puoi, che paura, certe notti mi senti sola mai, così sola da non poterne più. Se hai bisogno d'affetto, se ne hai bisogno come me, se hai bisogno d'affetto o di qualcosa che non c'è. Oh, 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 oh. Per te tra gioia e dolore, che differenza c'è?
Vuoi dei figli? Sì, dei figli. O non ci pensi mai? E il sesso è un problema? Oppure no? Sembri libera e felice, o a volte piangi un po'. Si dice in giro, farfallina, che tu l'anima non l'hai. E come fai, piccolina, a dire sì o no? Non pensare che sia pazzo se sto a parlare con te, e che son solo sorellina, così troppo solo che ho bisogno d'affetto, però ci tienimi con te. Ho bisogno d'affetto, ho bisogno anche di te. Ho bisogno d'amore e di qualcosa che non c'è. Grazie davvero, grazie ragazzi. Vince Pastano, Fulvio Ferrari. Grazie davvero. C'è una regola per cui se non fai l'amore subito non sei davvero sicuro di te. E c'è una favola per cui chi mangia una mela fa il peccato più grande, più brutto che c'è. C'è una regola per cui l'infinito sembra un otto sdraiato per terra come me. Quando guardo le stelle così normale pensare che questa vita è bellissima, anche se a volte ci tira giù, qualcosa ci tira giù, e che poi è una regola che hai provato a spiegarmi tu, non lo dimentico più. Mi ricordo le strade in cui ti ho promesso che sarei cambiato, ma non ho capito come si fa, non ho capito come si fa. C'è una regola per cui serve andare a Berlino per sentirsi un po' meno normali. E c'è una favola per cui solo i soldi davvero ti fanno stare bene. C'è una regola per cui basta entrare allo stadio e diventare persone sbagliate come me. Quando sto per gridare mi fermo a pensare che questa vita è bellissima, anche se a volte ci tira giù, ci tira sempre più giù, e che Bologna è una formula che hai provato a insegnarmi tu. Mi ricordo le strade dove ti ho giurato di non andare, ma non mi hai mai detto come si fa, come si fa, come si fa. Sì, questa vita è bellissima, anche se a volte mi tira giù, qualcosa mi tira giù,
Forse Bologna è una regola che sapevi soltanto tu. Io non sono un partito e non ti ho mai detto se mi hai salvato, e non ho capito come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, non ho capito come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, non ho capito. E la serata di Luca Carboni a Radio Italia Live, ma non è finita qua, continua. Casomai ci ripensiamo, siamo fatti così. Tutti a ricci, io i capricci, ma va bene così, o giù di lì. A rivestirsi, pettinarsi, e là fuori il via vai. Meglio a letto, in mutande, che ti toglierei. Permanente nella mia mente, sono sicuro starai, casomai fra qualche mese, dopo molte rese. Siamo fatti così, da sempre così. Amore, non dare lo stop al mio cuore sotto shock. Il mio cuore faccio, il mio cuore batte rock, il mio cuore allo stop, cuore sotto shock. Lo squalo iacco, casomai restiamo amici, non si dice così. Mi trafiggi e poi soffriggi e te ne vai, ma dove vai? Permanente, foglio volante, nel vento dei miei guai. Casomai fra qualche mese usciamo a fare spese. Radio Italia Live, sulle mani! siamo fatti così, ognuno ha i suoi dì. Amore, metti il verde allo stop al mio cuore sotto shock. Il mio cuore faccio, il mio cuore batterò, il mio cuore allo stop, cuore sotto shock. Il mio cuore faccio, il mio cuore batterò, il mio cuore allo stop, Cuore sotto shock.
C'è chi ama la sua terra, i suoi confini ed è così patriottico che sogna una patria senza vicini. E se i figli possono nascere lo stesso anche da due che si odiano, dimmi allora cosa serve l'amore, l'amore, l'amore. Lo sai questa parola che effetto che mi fa, detta pianoforte, detta ad un'altra velocità, può anche uccidere, può anche darmi la felicità, detta con un altro suono oppure con un'altra età. Due ragazzi che si amano e chissà se siamo ancora così stupidi. Amami ancora adesso, sono sempre Luca lo stesso. C'è chi ama gli animali, la natura ed è tanto sensibile e sogna un mondo senza gli umani. C'è chi pensa che l'amore debba andare solo a chi se lo merita, ma non conosce giustizia, l'amore, l'amore. Lo sai questa parola che effetto che mi fa, detta pianoforte, detta ad un'altra velocità, può anche uccidere, può anche darmi la felicità, detta con un altro suono oppure con un'altra età. Due ragazzi che si amano e vorrei fossimo ancora così stupidi. Amami ancora adesso, sono sempre Luca lo stesso. Amami ancora adesso, sono sempre Luca lo stesso, lo stesso. Sottovoce ho gridato, digitato sul web, buttato dentro il respiro, respirato per te, con un altro accento, dentro silenzio, domenica sera. Detta coi piedi scalzi, sopra i tacchi più alti, tatuata sul petto che sfiora l'orecchio, sotto un cielo di stelle, facciamo l'amore, tenendoci stretti io e te. Due ragazzi che si amano e chissà se siamo ancora così stupidi. Amami ancora adesso, sono sempre Luca lo stesso. Amami ancora adesso, sono sempre Luca lo stesso. Sottovoce gridata, digitato sul web, buttata dentro il respiro, respirato per te. Grazie Radio Italia, Milano. Amami ancora adesso, sono sempre Luca lo stesso. Amami ancora adesso, sono sempre Luca lo stesso. Sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro il respiro, respirato per te. Grazie davvero, grazie a tutti. Ci fermiamo soltanto per un secondo qui in diretta dal Verti Music Place, tra poco ancora con Luca Carboni ci sarà anche una piccola sorpresa per lui. Bentornati a Radio Italia Live. Luca, questo è un concerto davvero curato, mini concerto davvero curato nei minimi dettagli, e mi sembra di capire che il Verti Music Place si stia apprezzando particolarmente, vero o no? Quindi
Però so che c'è una sorpresa per te, ma te ne parla Daniela. Sì, perché in questa edizione, Manola, ormai lo sapete tutti, il mio compito è quello di portare dei piccoli doni agli artisti, quindi Luca, c'è un dono per te là. Girati. Vediamo. Ciao grande Luca, come stai? Purtroppo è tanto tempo che non ti vedo, mi sa che ci stanno i lavori, si sentono, e purtroppo è tanto tempo che non ti vedo, come ti dicevo. Sono felice di farti questo saluto, spero che tu stia bene. E niente, ti volevo salutare e dire forza Bologna, come tu sai che sono un grandissimo tifoso, e spero di vederti innanzitutto prima delle feste di Natale, ma comunque spero di vederti durante il ritiro come negli ultimi 2 anni per cantare insieme tutte le tue grandi canzoni e mi raccomando, la maglia del Bologna 7 giorni su 7. Ciao grande Luca! Mamma mia! Che sorpresa! È Marco Di Vaio, eh? Marco Di Vaio, sì. Lui è stato un grande calciatore del Bologna, adesso è un dirigente, ma voi come vi siete grandissimo incontrati? calciatore italiano, Sì. poi è venuto a giocare a fine carriera, ma poi ha fatto delle stagioni pazzesche nel Bologna, è rimasto a vivere lì, adesso è dentro la società. Puoi e noi ripetere un quest'estate secondo? insieme a lui, insomma, abbiamo fatto al ritiro del Bologna a Pinzolo un concerto bellissimo per i calciatori, addirittura con i calciatori Inzaghi, lui sul palco. E niente, adesso è stata una bella sorpresa. È vero che non ci vediamo da un po', lo andrò a Scusa trovare. Luca, puoi ripetere un secondo pazzesche? Pazzesche! No vabbè, Ragazzi! sono pazza di questo pazzesche. Ragazzi! Sono pazza di questo Senti, ma pazzesche. come vi siete incontrati voi? C'è stata Bologna a farvi conoscere, è stata la città, le abitudini, lo stadio. Io sono molto legato, sono molto tifoso del Bologna, anche se non amo, diciamo, denigrare o dare addosso alle altre squadre, amo vedere il calcio, il bel calcio. Però sono molto legato naturalmente come tifo alla mia città, alla mia squadra, e abbiamo anche una grande emozione ogni domenica perché c'è ancora l'inno che cantammo nel 92 insieme a Lucio Dalla, Gianni Morandi, Andrea Vengardi. E insomma, alla fine Bologna non è una città che crea tanta pressione ai giocatori, i giocatori di solito ci vivono bene e frequentano anche i bolognesi. Mica te ne puoi andare così, devi fare un'altra canzone Pazzesca! Ancora con noi a Radio Italia Live Luca Carboni. Siete pazzeschi! Ho comprato anche la moto, usata ma tenuta bene. Ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla
faccia. Olè, tengo ricoprendo un caffè. Lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna con le luci della sera. Forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo. Olè. Ma che voglia di arrivare lì da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Ma sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì. E che ogni tanto ti fa sentire l'onda mare. Ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da inseguire, sì. Da stare a galla e non affondare, no. Parlare all'infinito, le ragazze che sghignazzano e mi fan sentire solo. Sì, ma cosa son venuto a fare? C'ho già un sonno da morire. Vabbè, cameriere un altro caffè. Per piacere Ale, tengo il tuo ballo con me. Mare, ma cosa sono venuto a fare se non ci sei tu? No, non voglio restarci più, no. Mare, ma cosa sono venuto a fare se non ci sei tu? No, non voglio restarci più, no. Mare, avevo voglia di abbracciare tutte quante voi. Mare, poi lo so che torno sempre a naufragare qui. Buonello mio che ciullo. Grazie Milano, Radio Italia. Parlare della sfiga proprio non si può. E la morte no, non è mai stata un argomento pop. Rabbia e protesta non sono proprio il top. Il dolore e l'ingiustizia no, non brillano neanche un po'. Io ti dico lo so, ci ho provato ma i tempi sono duri per non avere il sorriso sul viso.
ma che caldo che, dammi una bomba. C'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto, nel petto. Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Vieni più su, vieni qua su. Il mondo aspetta una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Gli esseri umani sono tristi per natura, ma il pop è qui per dimostrarci che non è poi così duro. L'ho tentato e va bene lo so, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina. È una notte che, ma che sete che, c'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto. Io voglio solo una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Vieni più su, vieni qua su. Il mondo aspetta una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Ma cosa te lo dico a fare? Tutti vogliono una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Vieni qua su, vieni anche tu. Grazie Milano, Super Band, Gino Latino, grazie Radio Italia. Anche per questa sera, ahimè, abbiamo finito, però è soltanto ancora una delle puntate perché Radio Italia Live continua. Ci saranno ancora moltissimi artisti a salire sul palco del Verti Music Place, quindi continuate a seguirci. Alla prossima! Ciao!